La luna. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I want to drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. Buongiorno signori, oggi noi dovremo andare in cima a quella montagna là. Questa strada parte da Mezzomonte di Polsinigo e prosegue per 9 km sempre in salita e porta a Casera Val di Lama, che si trova a circa 1200 metri di quota. Superata Val di Lama abbiamo gli ultimi 2 chilometri che sono i più difficili, con 2 punti che raggiungono anche la pendenza del 20%, e il primo è questo qui. E subito dopo il secondo tratto, quello più difficile, che io chiamo il muro del pianto, cioè Val del Figariol, fino a scollinare questa piccola forcella, immettendoci finalmente sull'ultimo chilometro, sbucando sulla strada della dorsale Piancavallo-Cansiglio. Questa qui, a destra Piancavallo, a sinistra il Cansiglio, è la casera Ceresera che noi adesso andremo a raggiungere. Allora, come si può vedere, in meno di 5 minuti il tempo è cambiato drasticamente. Sta arrivando un nuvolone bello carico di pioggia. Devo sbrigarmi a raggiungere la casera Ceresera. Questa è aria calda e umida che viene su dalla pianura, e poi quando incontrerà sufficiente aria fredda e bassa pressione, bada boom. Wow! Yahoo! Ecco, siamo arrivati. Ciao a tutti, e come già detto prima siamo qui a Casera Ceresera. Ora farò un'intervista al presidente del CAI di Sacile e il suo vice. Il presidente Gianni Nieddu e il vice Luigi Spadotto. vi ringrazio. Allora vorrei che mi raccontaste brevemente la storia del CAI di Sacile e della casera Ceresera. Il CAI inizia la sua storia a Sacile nel 1925, quindi per quello diciamo che il CAI a Sacile ha 100 anni quest'anno. Nel 1925 si costituisce a Pordenone la sezione
CAI di Pordenone, e un gruppo di persone di Pordenone fondano anche la sottosezione di Sacile. Quindi all'epoca il Sacile era, come dire, un pezzo della sezione di Pordenone, finché nel 1983 ha chiesto di diventare sezione, quindi si è svincolata dalla sezione madre di Pordenone ed è diventata completamente autonoma. Sono 42 anni circa. Dunque loro sono qui appunto per fare il centenario dell'associazione Della presenza del CAI di CAI a Sacile. Quindi quest'anno abbiamo cercato di fare un po' più di attività verso la gente, verso il pubblico. Noi ogni anno facciamo un po' di attività culturali oltre all'attività escursionistica che è proprio del CAI, e quest'anno abbiamo cercato di incrementare un pochettino proprio per festeggiare questo anniversario, diciamo. Infatti prima ho visto che c'era anche il coro. C'era il coro, esatto, c'era il coro Livenza. Questa giornata era stata pensata per festeggiare la presenza del CAI, un po' anche perché 2025 sono 80 anni dalla fine della guerra e questa zona era zona dove stazionavano e avevano il quartier generale i partigiani della brigata Ciro Menotti. Infatti da qui, se tu vai dietro la casera, parte un sentiero che ti ricorda quei partigiani e arriva fino alla casa della Candaglia. Intanto mi sono dimenticato di dire dove si trova la casera Ceresera. Si trova sotto il monte Ceresera. Siamo ancora nel Pordenonese, ma appena sopra il pian del Cansiglio, cioè siamo nelle montagne adiacenti. Comune di Polcenigo. Comunque comune di Polcenigo, qua siamo ancora. Il comune di Polcenigo si estende fino all'area di sosta picnic nel Cansiglio, quella dell'Archeton, giusto? E per i partigiani prima ho visto che facevate appunto il giro dei sentieri dei partigiani. Qua vedo l'indicazione anche per rifugio Maset che è un po' più avanti. Ceresera era una delle basi, l'altra base era a poco distante da qui, alla casera Masonil Vecchio. Ah, il Masonil Vecchio, quella qua giù, cioè il sentiero che arriva a Masonil Vecchio, sono circa 300-400 metri, sì, più o Pochi meno. minuti a piedi. C'era il comando brigata, esatto. Ecco. E Ceresera, se non ricordo male, era un po' l'infermeria forse. Da qui partivano i partigiani nelle lavorazioni. La casera inoltre è concessa in utilizzo anche ad associazioni. Cioè è possibile chiedere di stare qui, Di usarla. Concediamo ai gruppi di alpinismo giovanile, ai gruppi scout, insomma persone che ovviamente la usano per scopi tra virgolette istituzionali. La casera è di proprietà del comune di Polcenigo e ce l'ha data in affitto per molti anni perché l'abbiamo ristrutturata, l'abbiamo curata e facciamo lavori continui ogni anno. Per lo statuto è stato lasciato sempre aperto un bivacco. Sì, che è quello lì dove c'è la mia bici. Dove c'è la bicicletta, quello è sempre aperto a tutti, mentre la casera venne fruita, come ha detto il Presidente, da associazioni per lo più che hanno scopi similari a quelli del CAI. Possono essere scout, WWF, Italia, tutto quello che vuoi. A parte il rifugio lì che c'ha una stufetta, dei letti a castello, ma più che altro per emergenza. Tecnicamente è un bivacco, quindi è aperto sempre a tutti e può essere utilizzato sia per emergenza, ma anche se uno vuole fare una traversata di più giorni potrebbe usarlo come punto sosta. Punto sosta per passare la notte e poi proseguire. Insomma. Qui fino adesso abbiamo avuto, tra virgolette, pochi danni o poche problematiche con chi è passato, però qualcosa ogni tanto capita. Quindi l'invito è utilizzare la struttura, utilizzare quanto si trova nell'ambito di un comune senso civico e non rovinare l'attrezzatura e ovviamente considerare la struttura. Che è bello trovare un posto pulito e lasciarlo pulito. Ci sono anche i bagni qui, per cui laggiù non è necessario andare in mezzo al bosco. Sì, Va bene. La casera è bella, però è frutto del lavoro volontario di tanti soci. Danno gratuitamente il loro tempo per mantenerla così com'è. Quindi ci si appella al senso civico di tutti perché questo tempo non vada sprecato poi a riparare i danni che qualcuno fa. Credo che hai già quanto materiale vuoi. Allora io vi ringrazio. Ciao.
Faccio un post scriptum perché mi sono dimenticato di chiedere una cosa al presidente del bivacco Silvio e Rudi e perché si chiama bivacco Silvio e Rudi, non solo Casera Ceresera. L'ho intitolato a due nostri soci che purtroppo sono morti durante un'escursione in montagna. Ho deciso di intitolare a loro questa parte della casella, diciamo il bivacco fisso. Dove c'è la bicicletta c'è la porta, piccolino ma ospitale, e non solo, su là c'è una croce con le targhe dedicate a Silvio e Rudi. Certamente. Io ringrazio ancora il presidente del CAI di Sacile e continuiamo la nostra avventura. Ciao! E questo è il bivacco. Piccolo, con stufa e letti e castello. La casera Ceresera si divide principalmente in due strutture, dove c'è una cucina, il bivacco e un magazzino, e anche là dove c'è un altro piccolo magazzino, una cucina più grande. Sopra lì ci sono i letti per il dormitorio, come anche qua d'altronde. Qui è più piccolo però. I bagni laggiù, su questa qui c'è la grande cucina e c'è l'acqua che non è potabile. Qua ha una cisterna con la raccolta dell'acqua piovana e dentro c'è un meccanismo di pompaggio dell'acqua per lavarsi, però non è potabile. C'è anche un po' di energia elettrica ma data da batterie e pannelli solari, mentre sull'altra struttura manca l'acqua corrente. Di qua c'è il capanno degli attrezzi e la legnaia con il barbecue. Qua c'è un sentiero che porta al motore alpino, qua un sentiero che porta al Monte Cavalot e poi anche alla Candaglia, e qua idem c'è un sentiero che porta sia alla Candaglia oppure può fare il giro e andare verso Masonilvecio. Queste foto rappresentano la casera come era una volta. Sì, questa è la casera quando era prima che prendessero il No, c'è la data. il barometro non so neanche se funziona quello lì. Non so ballare, l'amore lo so fare, al parco un cittadino. Che bella notte si fa, in gondoletta si va, con la linetta fa l'amore. Che bella notte si fa, in gondoletta si va, con la linetta fa l'amore. Sperando di non farsi male. È tutto un pacciocco. È particolarmente scivoloso qua, E mi sto muovendo anche male sulle radici, sinceramente. Qua non so se riesco a superarlo perché si scivola. Dai, ce la faccio. Bene. E siamo quasi a Masonilvecio. L'altra casera, che poi era l'altra sede dei partigiani. Scendiamo di qua. Ovvio che qua è scivolosissimo e sti copertoni non sono adatti al bagnato. Occhio qua, a queste rocce ti bucano i copertoni. Saltata! Ho anche le mutande bagnate ora. Adesso devo pulire occhiali e telecamera. Che paura!
paura mi ha fatto. Eccoci qua. Yeah.